Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Pozzallo apre il primo CPR d'Italia, il centro per esaminare velocemente le domande d'asilo dei migranti. È recintato e lontano dal centro abitato. Le ultime ore del boss, è in coma irreversibile Matteo Messina Denaro, che ha rifiutato l'accanimento terapeutico. Al suo capezzale la figlia appena riconosciuta, la nipote e la sorella Giovanna. C'è una strategia dietro gli incendi, dura l'accusa del presidente Schifani dopo i roghi che hanno devastato la Sicilia. Nuova rissa a Sferracavallo dopo le baby gang di una settimana fa. Ieri sera si sono scontrate due bande di venditori ambulanti durante la festa dei patroni. Nel Messinese un operaio è scivolato da un ponteggio ed è rimasto infilzato in un paletto. La Sicilia è fra le zone più a rischio, con Lombardia e Veneto. Calcio, domani al Massimino il Catania sfida il Foggia in notturna. Dopo il deludente pari di Monopoli, Tabbiani promette coraggio ed equilibrio. Dunque a Pozzallo ha aperto il primo CPR d'Italia, il centro che consentirà di esaminare con più velocità le domande d'asilo presentate dai migranti. È recintato e lontano dal centro abitato. Luca Ciliberti. Container, barriere e filo spinato. Siamo sulla collina di Pozzallo, nell'ex area industriale del paese ragusano, distante 1 chilometro dal porto. Anche se il sindaco non lo riconosce tale, questo è il primo centro di permanenza e rimpatri d'Italia realizzato in 40 giorni. Si tratta della prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo attiva in Italia per le cosiddette procedure accelerate di frontiera. All'interno i richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti paesi sicuri, come la Tunisia. L'idea del governo Meloni è quella di fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato. Al contrario, laddove non esistessero, i migranti dovrebbero essere rimpatriati con procedure non ancora chiare. Sul posto abbiamo incontrato il sindaco Roberto Ammatuna, che ricorda che il suo comune, così come Lampedusa e Porto Empedocle, è da anni impegnato in prima linea nell'accoglienza. Non si tratta di un CPR così come riportata da certa stampa, ma di una struttura di rimpatrio veloce ai sensi del decreto Cutolo, che non è entrata in funzione prima perché occorreva un decreto interministeriale che permettesse di specificare meglio la problematica della cauzione. Il decreto è stato emesso e quindi questo centro può anche partire. La zona è poco frequentata ed è isolata rispetto al centro abitato di Pozzallo. All'interno 84 dei 300 posti previsti sono riservati ai migranti che potranno utilizzare il nuovo ITER, che prevede il versamento di 5.000 euro per evitare di esservi trattenuti. Se si tolgono gli 84 posti per questa struttura di rimpatrio, noi ne abbiamo 170 circa, altre 280 sono in questo momento nell'altra struttura che si trova tra Comiso e Vittoria. Pozzallo da anni gestisce anche un hotspot a ridosso dell'area portuale, che attualmente gestisce 500 migranti a fronte dei 220 posti previsti. Nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato, tante le iniziative per dire sì ad accoglienza e integrazione. Siamo stati a Siracusa, dove abbiamo incontrato alcuni ragazzi che hanno lasciato il loro paese in cerca di una vita migliore. Vogliamo restare qui, ci hanno detto. Sentiamo Francesco Aloi. Si canta e si balla al Foro Siracusano. La giornata mondiale del migrante e del rifugiato è una festa, ma si riflette anche sull'attualità. Guerre, crisi economiche, sono tanti i motivi che spingono migliaia e migliaia di persone a lasciare il proprio paese. Why did you leave your country? Perché hai lasciato il tuo paese? Perché non si stava bene. Le relazioni qui sono buone. Relationship in Italia is good. Loro hanno dai 14 ai 17 anni, sono arrivati in Italia qualche settimana fa. Lasciata la Tunisia, sono sbarcati a Lampedusa per poi passare da Porto Empedocle ed arrivare a Siracusa. Mentre eravamo in viaggio il motore della barca si è spento. Grazie a Dio, gli italiani ci hanno salvato. No good Lampedusa, nice.
A Lampedusa non siamo stati bene, stavamo con gli adulti e i più piccoli venivano picchiati. Liberi di scegliere se migrare o restare, riecheggiano le parole di Papa Francesco. Abbiamo tanti migranti perché hanno una scelta forzata, sono migrazioni forzate, migrazioni libere. I migranti fuggono da casa loro e vengono in Europa. La maggior parte, ci dice la suora missionaria, vuole integrarsi. Dicono: qui abbiamo vita, qui abbiamo condizioni di migliorare la nostra storia e qui vogliamo restare. Vogliamo in prima parte imparare l'italiano, vogliamo essere inseriti nella società. Il fenomeno dell'immigrazione riguarda un po' tutti. I primi a viverlo sono i soccorritori, le ONG, spesso attaccate. Alzare i muri non è mai una soluzione, sottolineano. È un po' come voler chiudere gli occhi davanti a un problema che comunque continua a esistere da diversi anni e sta diventando sempre più importante e critico. Anche se in Italia ragazzi e adulti pensano al loro paese di origine, lasciato per cercare una vita migliore. Lunghe ore di agonia per Matteo Messina Denaro, da venerdì in coma irreversibile e non più alimentato ma solo idratato. Il boss ha rifiutato infatti l'accanimento terapeutico. Oltre alla figlia, da poco riconosciuta, e la nipote e la sua avvocata, nelle ultime ore sarebbe arrivata al capezzale del boss anche la sorella Giovanna. A Castelvetrano intanto sono arrivate le disposizioni per il cimitero. Messina Denaro sarà sepolto accanto a suo padre Don Ciccio, capomafia anche lui, a lungo latitante, e fatto ritrovare in aperta campagna, morto per infarto, già vestito e pronto per il funerale. Ma non ci saranno cerimonie funebri per Messina Denaro, come per tutti i mafiosi scomunicati dalla Chiesa, e lui stesso li ha rifiutati. Si fa la conta dei danni per gli incendi che hanno devastato gran parte della Sicilia. Per il presidente della regione Renato Schifani c'è un disegno criminale dietro ai roghi. Francesco Triolo. C'è una strategia che forse va anche al di là della mafia dei Pasco. Le parole del presidente della regione Renato Schifani pesano come macigni. Il giorno dopo la catastrofe degli incendi che hanno avvolto tutta la Sicilia, dai Nebrodi alle Madonie, è quello della conta dei danni. Nel Messinese, tra Barcellona, Furna, San Pierniceto, Militello Rosmarino e Sant'Agata Militello, sono centinaia gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo, ulivi secolari, alberi di agrumi, diverse le abitazioni evacuate. Danni pesanti in provincia di Palermo, a Cefalù, evacuato un hotel, gli ospiti hanno poi fatto rientro dopo lo spegnimento delle fiamme di sterpaglie nei dintorni. Si è incendiata anche la vegetazione nell'area dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, adiacente alla centrale elettrica Ettore Majorana. Un incendio si è verificato lungo la A20 tra Buonfornello e Castelbuono, tratto che è stato chiuso al traffico. A Palermo danneggiato il campo solare del Consorzio Arca, la cittadella universitaria in Viale delle Scienze. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, 17 le richieste di soccorso aereo ricevute dal centro operativo, 12 dalla Sicilia che hanno permesso di mettere sotto controllo o spegnere 14 roghi. Ma, ha sottolineato il presidente Schifani, dietro c'è una precisa strategia. Spegniamo un incendio, ce la facciamo, mettiamo tutta e mezz'ora dopo, a distanza di 500 metri, ce n'è un altro. È evidente che c'è una preparazione di questo, al di là del fuoco, ma tutta questa preparazione viene messa in opera, attivata proprio grazie ai momenti di forte ventilazione calda dello scirocco. Quindi ormai il sistema, temo, abbia raggiunto momenti di perfezione tale da essere contrastati come? Naturalmente con la prevenzione, che da soli, vedete, noi possiamo avere tante centinaia di squadre. I Canadair di notte non possono girare, gli elicotteri nemmeno per motivi di sicurezza. I mezzi di terra, anche se ne avessimo 10 volte di più, non potrebbero lo stesso farcela dinanzi a questa strategia delinquenziale. Dalle fiamme alla pioggia, perché i temporali che si sono abbattuti sull'isola stanno creando diversi problemi. Ad Agrigento, chicchi di grandine grossi come palline da tennis hanno creato danni ad oliveti e pistacchieti. Strade allagate ovunque, da Palermo a Messina. Non ce l'ha fatta la puledra che Maria David, la donna morta durante l'incendio di 2 giorni fa a Cefalù, aveva cercato di portare in salvo. Per i suoi cavalli la vittima aveva sfidato l'incendio, rimanendo a sua volta circondata dalle fiamme. La cavalla è stata trovata senza vita dal veterinario che l'aveva in cura.
Nuova rissa a Sferracavallo, volano sedie e tavolini, ferito un ambulante. Le stesse scene praticamente di una settimana fa, quando a picchiarsi furono 2 baby gang. Marco Gullà. Lo scenario è sempre lo stesso. A distanza di una settimana esatta dall'ultimo precedente, un'altra rissa è scoppiata ieri sera in piazza Beccadelli a Sferracavallo a Palermo. A picchiarsi, per cause ancora da chiarire, sono stati alcuni venditori ambulanti divisi in 2 bande. È successo tutto nel corso di uno spettacolo di musica anni 90 nell'ambito dei festeggiamenti per i santi patroni Cosma e Damiano. Come vediamo da questi video amatoriali, botte da orbi e lanci di sedie e tavolini davanti a un ristorante e poi il fuggi all'arrivo della polizia. Un uomo è rimasto ferito alla nuca. Lo scorso 16 settembre un'altra maxi rissa era scoppiata tra baby gang a causa di un like di troppo sui social rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell'occasione sono volati sedie e tavolini, ma senza causare feriti. Dopo i fatti della scorsa settimana, il comitato Il Mare di Sferracavallo aveva inviato una lettera al questore per denunciare il problema della sicurezza. Non possiamo arrenderci a questo stato di cose, dicono. La Borgata è diventata una sorta di Bronx, un posto troppo pericoloso dove non c'è alcuna garanzia di sicurezza. Ieri sera il nuovo episodio. A Patti, nel Messinese, un operaio è scivolato da un ponteggio ed è caduto, rimanendo infilzato da un paletto in ferro. È morto sul colpo. Simona Mazzone. Si allunga la catena delle morti bianche, l'ultima in ordine di tempo sabato pomeriggio a Patti, in provincia di Messina. La vittima è il 56enne Giuseppe Milici, un operaio edile del luogo. Mentre stava eseguendo dei lavori nella facciata di un edificio, è scivolato da un ponteggio di 1,5 metri d'altezza. Nella caduta è stato infilzato da un paletto in ferro ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta tra le contrade Agliastri e Mustazzo. Sulla vicenda la procura di Patti ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono state avviate dai carabinieri intervenuti sul posto. Il sostituto procuratore Antonietta Ardizzone ha disposto l'autopsia che sarà eseguita all'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina, dove il cadavere è stato trasferito. È l'ennesimo episodio di morti bianche. Proprio la provincia di Messina soltanto 10 giorni fa è rimasta scossa dall'incidente al porto di Salerno che ha coinvolto 2 ufficiali, uno dei quali, il messinese Antonino Donato di 29 anni, investito da un trattore in retromarcia sulla banchina, è rimasto schiacciato. Prima ancora l'incidente ferroviario di Brandizzo, 2 siciliani coinvolti, il messinese Kevin Lagarà, 22 anni, e il marsalese Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni. Poi lo scontro in cui hanno perso la vita sull'autostrada 1 e 2 autisti di Favara, Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, di 32, durante il trasporto di alcuni migranti. Per ricordare gli ultimi, un numero che va via via crescendo, una mattanza che non si arresta se si continua a non puntare sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Sicilia, dai dati diramati dall'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro, risulta essere catalogata in zona arancione assieme a Lombardia e Veneto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. A Palermo è sempre emergenza rifiuti. Al quartiere Albergheria i residenti vivono nel terrore di vedere entrare in casa i topi. Marco Gullà. Quartieri che ancora annegano tra i rifiuti immondizia sparsa ovunque, RAP che non riesce a fronteggiare l'emergenza infinita di Palermo e per lo più ci sono i roghi di rifiuti accesi nella notte. Ci vorranno molti giorni ancora per poter vedere strade e piazze in una condizione di normalità a Palermo. Tutto il quartiere dell'Albergheria al momento è intransitabile. Il quartiere è diventato una grande discarica a cielo aperto. Le montagne di spazzatura sono sotto le finestre dei palazzi e i residenti tengono addirittura le finestre chiuse per paura che i topi, già avvistati in strada, possano salire per i muri ed entrare dentro casa. A rallentare ulteriormente le già difficili operazioni di raccolta in città sono anche i tanti roghi che vengono appiccati. Allo Zen ogni notte vengono accesi roghi, i residenti spesso non riescono nemmeno a passare da una strada all'altra per le cataste di rifiuti che invadono anche i marciapiedi. E in tutto questo, tra carenza di personale e mezzi guasti, la RAP va a rilento. L'emergenza continua. E quella appena trascorsa è stata la prima domenica di autunno a Catania, con un'aria un po' più fresca che ha invogliato turisti e cittadini a fare un giro per la città. Emanuela Corsi. Buono, questo sì, oggi sì. Si sta bene? Sì, oggi sì. Oggi bene. Gli altri giorni c'è stato caldo. Ora è un po' più fresco, va bene.
Oggi sembra un po' più fattibile la cosa, un po' più fresca. I catanesi tornano a respirare in questa prima domenica autunnale dopo l'afa e il caldo dei giorni scorsi. L'autunno ha fatto il suo ingresso in Sicilia con le prime piogge. Ieri temporali anche di carattere intenso si sono abbattuti sul versante nord dell'isola, nell'Agrigentino e nel Catanese. Questa mattina il capoluogo etneo però si è svegliato sotto un bel sole, ma con temperature più gradevoli che hanno invogliato tanti a passeggiare per la città. Come questa famiglia che ha scelto di fare un giro in bici. Tutti in bici, oggi tutti in bici, giornata così di passeggio. Si passeggia alla villa, in via Etnea. Non manca l'appuntamento al chiosco con gli amici. Oggi di cosa state parlando? Non parliamo di sport, di calcio principalmente, poi che si mangia a pranzo. Oggi per esempio cosa si mangia a pranzo? Oggi c'è la signora a casa e quindi comanda lei. Ma da quanti anni è sposato lei? È una domanda difficile, quest'anno fa 55. E qual è il segreto del buon matrimonio? Dire sempre di sì. In giro non solo catanesi, ma anche gruppi di turisti. Sì, abbiamo approfittato per fare un weekend a Catania, visto che non tutti conoscevamo la città e abbiamo pensato fosse un'occasione per sfruttare quest'ultimo sole di settembre. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa, ma poi torniamo per vedere come si sta preparando il Catania per la partita di domani. Ed eccoci alla pagina sportiva, al calcio il Catania domani torna in campo con il Foggia dopo il pareggio a reti bianche di Monopoli. Il tecnico Tabbiani vuole un Catania diverso rispetto a quello visto giovedì in Puglia. Marco Carli. Coraggio ed equilibrio sono le due parole maggiormente usate dal tecnico del Catania Tabbiani per presentare la sfida di lunedì alle 20:45 al Massimino con il Foggia. Equilibrio perché la squadra, anche in una partita non bene interpretata come a Monopoli, ha saputo garantirsi una fase di non possesso che ha generato pochi rischi e un'altra gara da 0 gol subiti. E poi il coraggio, sempre in riferimento alla partita di giovedì. Giovedì nella partita le cose non andavano bene, abbiamo detto senti è meglio un punto che invece un passaggio che dobbiamo fare, ok le cose non stanno andando bene, cerchiamo di capire il perché e di provare a farle andare bene, invece abbiamo giocato tra virgolette come per dire oggi è una giornata così, non prendiamo gol e vediamo cosa succede. Gli uomini disponibili restano quelli di Monopoli, anche se Tabbiani ipotizza qualche cambio nell'11 di partenza. Vedremo un altro Catania rispetto a Monopoli, dice, mentre per Zanellato, come ovvio che sia, servirà del tempo. La sua condizione la verificheremo meglio la settimana prossima. È chiaro che è un giocatore che è 2 mesi che non fa partita, o meglio dall'anno scorso, perché non ha fatto amichevoli, non ha mai stato magari con la palla nel gruppo e ci vuole tempo per poter inserire. La gara col Foggia è un big match da giocare in un teatro affascinante. L'urlo ai gol di Di Carmine con il Picerno è stato definito da Champions dall'allenatore del Catania. Non vediamo l'ora di scendere in campo lunedì, abbiamo, non mi piace di dire abbiamo da dover far cambiare opinione sulla partita di giovedì, abbiamo bisogno di dover riprendere un percorso che magari c'era la settimana prima e far capire che abbiamo capito quello che ci è mancato nella partita di giovedì. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.